Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qui per il nostro appuntamento settimanale per quello che è l'aggiornamento che viene fatto ormai purtroppo da parecchi mesi sulla situazione del Covid. Come ogni volta inizio comunque con la mascherina indossata per fare in modo di riuscire a sensibilizzare sull'uso della mascherina, essendoci comunque il rispetto delle distanze all'interno di questa stanza. Tolgo la mascherina, però vi ricordo l'importanza, soprattutto in questo momento in cui appunto ci stiamo in qualche modo allontanando dalla situazione più grave di pericolo, l'importanza di mantenere i presidi più importanti, che sono assolutamente la mascherina, il lavaggio e l'igienizzazione delle mani e soprattutto il distanziamento sociale. Anche per quelle che sono le esperienze che abbiamo avuto qui nel nostro paese, posso tranquillamente testimoniare come il contagio, la maggior parte delle volte, avviene in quei momenti in cui si abbassa la guardia, si toglie la mascherina, magari in contesti lavorativi, come vi ho detto più volte, o in contesti familiari, si rimane a contatto con le persone per alcuni minuti e quindi il virus si trasmette. In questo momento in cui, poi vi dirò i numeri, la situazione sembra essere in miglioramento, è il momento in cui dobbiamo prestare assolutamente la massima attenzione. Quindi vi invito assolutamente ad essere puntuali nel rispetto delle regole. Saluto la Teresa che ci sta ascoltando, la Elena, l'Emanuela e la Giancarla. Allora, come vi dicevo, per quanto riguarda l'aggiornamento, è questa una settimana che possiamo tranquillamente definire positiva. Una settimana come questa non la vedevamo veramente da parecchi mesi. Speriamo sia l'inizio di un periodo che va in miglioramento e che continua questo trend positivo. I contagiati a Montegalda sono 12, ma cosa più importante, non abbiamo nessun ricoverato e anche le persone che sono comunque positive non hanno situazioni preoccupanti, sono quasi tutte asintomatiche. Quindi la situazione del paese, come vi ho detto, è di 12 positivi. L'altro dato estremamente positivo è che tutte e due le case di riposo, sia l'Orazio Lampertico che la Nostra Signora di Fatima, sono Covid-free. Questo penso sia il sollievo più grande e in qualche modo la preoccupazione più grande e più importante che si va risolvendo, soprattutto ora che i pazienti della casa di riposo Lampertico sono stati vaccinati. Anche per quanto riguarda le scuole non ci sono classi in quarantena e anche per quanto riguarda l'asilo non abbiamo situazioni di emergenza. La situazione poi si completa con un'ulteriore informazione che vado a darvi, che è quella che dall'inizio della pandemia, dallo scoppio della pandemia, avvenuto circa un anno fa, sono stati coinvolti 430 montegaldesi, fra soggetti positivi e soggetti che comunque sono stati in quarantena. Quindi pensatevi, ben oltre il 10% della popolazione è stato comunque toccato da questo fenomeno. E teniamo conto che queste persone sono quelle che sono state individuate, perché sicuramente ci sono state anche delle persone che non sono state individuate, che non sono entrate nell'elenco, ma che purtroppo hanno comunque incontrato il Covid in modo asintomatico. Quindi pensate bene, oltre 400 persone, 400 dei nostri concittadini sono stati interessati dal Covid. Vi ricordo poi un'altra cosa importantissima, che è quella della gestione dei rifiuti.
Nel momento in cui voi, un vostro familiare, un vostro conoscente dovesse essere o risultare positivo, lo invito a contattare l'ufficio rifiuti del comune di Montegalda affinché venga attivata l'apposita procedura che prevede che non si fa più la raccolta differenziata, ma tutti i rifiuti vengono messi all'interno di uno stesso sacchetto, un doppio sacchetto, e questo viene poi messo all'interno del bidone verde ed esposto il venerdì. Ma la cosa importante è che tutti i soggetti positivi, che dovessero risultare positivi, contattino gli uffici del comune, perché in questo modo riusciamo ad avere i dati che sono attendibili, perché molto spesso i dati che noi riceviamo dall'ufficio sanitario centrale dell'USL non sono aggiornati in maniera, diciamo così, perfetta giorno per giorno, ma hanno sempre un ritardo di qualche giorno, e quindi sia in fase di caricamento, quindi quando le persone diventano positive, sia poi in fase di uscita, noi abbiamo dei dati che sono leggermente disallineati. Riusciamo a far sì che i dati siano il più puntuali possibili con l'informazione che riusciamo ad avere dai cittadini, che ringrazio ancora una volta per la collaborazione che stanno dando in questo momento. Cosa importante, quindi, contattare gli uffici comunali se siete positivi, mandate eventualmente anche una mail direttamente a me, l'indirizzo è sindaco@comune.montegalda.vi.it, e in questo modo noi riusciremo a monitorare perfettamente la situazione e eventualmente, in caso di bisogno, anche ad essere di aiuto ai cittadini che dovessero avere appunto necessità. La campagna vaccinale è cominciata, l'avete visto ormai in tutte le TV, per radio, avete sentito, ed è cominciata dagli ottantenni, quindi dalla classe 1941, e andrà via via a salire. Sono stati convocati anche gli 81enni, poi saranno convocati 82, 83, 84, 85. Alla domanda ricorrente che anch'io ho fatto agli uffici che stanno seguendo il piano di vaccinazione, quindi perché la vaccinazione è cominciata dalle persone tecnicamente più giovani, la risposta, che in qualche modo era anche comprensibile ed ha una sua logica, è quella che gli ottantenni sono tecnicamente più mobili e quindi possono più facilmente favorire la propagazione del virus. Io non ho informazioni ulteriori da darvi questa sera. Questa sera non abbiamo neanche ospiti. Stiamo preparando delle interviste o comunque degli interventi per i prossimi martedì, per i prossimi 2 martedì, di cui vi terremo aggiornati appunto con quelli che sono i nostri normali canali di comunicazione. Però questa sera, a meno che voi non abbiate delle domande, noi non abbiamo ulteriori comunicazioni. Domenica scorsa si è tenuta l'edizione speciale San Valentino di Piccolo Mondo Moderno. Ringrazio i montegaldesi per il rispetto delle regole e per la partecipazione ordinata che hanno saputo fare, e penso sia stato un momento importante e un segnale importante di vita ordinata e rispettosa delle regole all'interno della nostra comunità. Ricordo l'importanza del rispetto delle regole, soprattutto per i ragazzi più giovani, diciamo la fascia delle superiori, teenager, che in questi giorni sono a casa, e ricordo soprattutto ai genitori che, ove dovessero essere colti in situazioni di assembramento o senza mascherina, saranno sanzionati. Quindi invito soprattutto i genitori a ricordare ai figli l'importanza soprattutto dell'uso della mascherina, al di là del rispetto delle regole, per preservare la loro salute, ma soprattutto la salute dei genitori stessi e dei loro nonni. Se saranno trovati in situazioni di assembramento o senza mascherina, verranno sanzionati. Io vi ho avvisati. Chiudo. Vedo se ci sono delle domande. Sgarbi al Castello, sì, fortunatamente
Sgarbi è venuto al castello, speriamo al castello di Montegalda nell'ambito di un percorso appunto di promozione di un nuovo itinerario che seguirà quelle che sono le orme delle statue del Marinali, tra cui appunto ne abbiamo degli esemplari all'interno del castello di Montegalda. Diciamo che i colloqui con la proprietà sono positivi e io confido che presto il castello possa essere nuovamente visitabile. Questi segnali di appunto personaggi famosi che visitano il nostro territorio e in particolare il nostro castello penso siano segnali positivi, quelli che vengono definiti dei raggi di sole, e penso che noi abbiamo tutte le potenzialità e sicuramente anche le bellezze per poter promuovere una Montegalda turistica per il futuro di questo territorio. Leggo velocemente, quindi mi vedete spostare leggermente lo sguardo per vedere i vostri saluti e le vostre domande. Sì, il numero di positivi sta scendendo, però come vi ho detto è questo il momento in cui c'è bisogno della massima attenzione. Saluto la Karen. Come ho detto, Karen, fortunatamente il buon Sgarbi dice cose positive del nostro territorio. Saluto Albano e grazie da Franca. Bene, io non ho ulteriori informazioni da darvi. Vi rinnovo l'invito a seguirci, in particolare martedì prossimo vi faremo sapere, cercheremo di arricchire questo momento di informazione anche con un intervento di un'altra istituzione. Non vi do anticipazioni perché non ho ancora avuto la conferma, però sono quasi certo che potremo arricchire appunto questa mezz'oretta che passiamo abitualmente assieme con dei contenuti che non parlino solo di Covid. Vi ricordo il numero di positivi che è di 12, una situazione che vede tutte le nostre istituzioni, quindi sia case di riposo che scuole, sostanzialmente Covid free, in una situazione di miglioramento. Ma è proprio ora, questo è importantissimo, che dobbiamo prestare la massima attenzione. Proprio quando, come quando si va a camminare in montagna, ci si avvicina all'ultimo chilometro, bisogna prestare la massima attenzione, perché c'è il rischio dell'infortunio dell'ultimo chilometro. Il sasso, la buca, la situazione è mossa male. Noi siamo attualmente nella stessa situazione. In un momento in cui le cose migliorano in modo evidente, ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Se vi dovesse in qualche modo aiutare nel focalizzare la necessità del rispetto delle regole, pensate alle situazioni di difficoltà che tutti i nostri concittadini ammalati hanno dovuto vivere. Pensate ai negozi che sono stati chiusi, pensate ai bar e ristoranti che non sono riusciti a rimanere aperti per lunghissimi giorni e settimane. Questo penso sia la motivazione più forte che ci deve spingere a mantenere le distanze. Come vi ho detto, è ormai acclarato, io vi posso dire che anche le evidenze empiriche del nostro piccolo comune testimoniano che il virus si trasmette quando abbassiamo la guardia, quando all'interno della famiglia, nell'ambiente di lavoro, pensiamo di essere sicuri, ci distraiamo e togliamo la mascherina. Quindi rimanete lontani, all'aperto, aprite le finestre, igienizzatevi frequentemente le mani e tenete la mascherina. Questo penso sia la cosa più importante. Pensate al sollievo che ora gli infermieri, sia quelli che operano all'interno delle nostre strutture, sia i nostri concittadini che hanno vissuto momenti di alta tensione, di alta sofferenza, che operano all'interno degli ospedali, pensate alle difficoltà che queste persone hanno vissuto. Per tutti loro dobbiamo concentrarci, dobbiamo stare attenti e rispettare le 3 regole principali. Una di queste è quella di indossare la mascherina, come faccio io ora. Ci vediamo martedì prossimo. Vi ringrazio sempre per la numerosissima partecipazione. Vi invito, come ho avuto modo di constatare, a passare parola, in particolare magari agevolare quelli che sono i cittadini più anziani, collegandogli il link alla Smart TV, perché ho saputo che molti nipotini fanno così con i loro nonni, gli mettono il link sulla Smart TV e il nonno sulla Smart TV
può seguire questo momento di aggiornamento per tutta la collettività e per tutta la comunità. Passate parola, aiutate le persone che sono in difficoltà con i telefonini o piuttosto per i computer, in modo che questo momento sia sempre più conosciuto e sempre più diffuso. Se avete delle domande, la mail è passata appunto nel sottopance, quella che è la striscia che passa sotto il mio viso, potete tranquillamente scrivermi anche per eventualmente trattare degli argomenti che vi possono interessare. Vi saluto a tutti, ricordo l'importanza di indossare la mascherina e ci vediamo martedì prossimo. Saluti a tutti!